Eder. Mech. Pallister. Nel precedente video su Liliana Resinovic abbiamo dimostrato senza ombra di dubbio non tanto che non esista un sosia, quanto che Liliana non sia morta in casa prima delle 9. Sebastiano non può averlo fatto perché transita dalle parti di via Verrocchio intorno alle 8:24 e sappiamo che Liliana parla con Claudio Sterpin alle 8:22, quindi è proprio Claudio Sterpin a dirci che Liliana non può essere morta in casa per opera di Sebastiano, perché Sebastiano non avrebbe tempo per farlo, poiché alle 8:29 viene già ripreso in via Giulia, e in questo caso quindi una teoria del genere si esporrebbe al pericolo che venisse messa in mezzo Gabriella Micheli, che però a mio avviso non c'entra assolutamente nulla con questa storia. Ormai anche le pietre sanno che Sebastiano cade davanti alla Galleria Rossoni, è lì che lui non è andato quella mattina, perché in una teoria diversa, quindi una morte antecedente di Liliana, tutte le pescherie avrebbero o non avrebbero la stessa valenza, quindi le avrebbe fatte tutte o non fatte tutte, invece lui, come abbiamo scoperto, mente proprio a riguardo della Galleria Rossoni e adesso ha ammesso appunto di mentire, e avevamo già scoperto che lui era passato dalla Galleria Rossoni la sera antecedente, e lo avevo scoperto io perché quando Sterpin e Co si erano decisi a pensare che il passaggio fosse avvenuto il giorno prima, parlavano del pomeriggio e io dissi no, è avvenuto la sera. Adesso Sebastiano lo sta ammettendo e vediamo allora come potrebbe essere compatibile questa ipotesi con la sosia. Quindi abbiamo scoperto che una persona molto somigliante a Liliana si trova ad avere a che fare con la Nuova Dolina proprio più o meno nel periodo in cui il ristorante fallisce. Naturalmente noi non diamo nessuna colpa a questa persona, stiamo facendo delle ipotesi visto che ne parlano ormai anche le TV, ne parlano ormai tutti, quindi ne parlo anche io che questa storia l'avevo scoperta. Se Sebastiano ha soldato un sosia, chiaramente non può esserci un omicidio che viene la mattina del 14 perché sarebbe troppo rischioso. Liliana potrebbe uscire mezz'ora prima e tutto salterebbe, quindi Sebastiano in questo caso avrebbe ucciso Liliana la sera prima o durante la notte, magari mentre dorme, per non farla gridare. Ma io invece penso qualcosa di molto diverso in questo caso. In questa ipotetica ipotesi sarebbe accaduto questo. Ricordiamoci che ogni ricostruzione deve fare i conti con i dati oggettivi, li deve mettere in fila perché sennò è fantasia e la fantasia non la si porta da nessuna parte. Sebastiano improvvisamente la sera prima, quindi il 13, riceve l'ok all'omicidio ed ecco perché improvvisamente chiede alla persona da cui lui e la moglie sono a cena 2 coltelli che precedentemente aveva portato loro. Questi 2 coltelli li prende e li porta subito alla Galleria Rossoni, liberandosi lo spazio temporale delle 9. Tuttavia, nell'ipotesi della sosia, l'incontro non avviene nella zona di Cesare Battisti come ipotizzeremo dopo, ma avviene proprio dalle parti di via Verrocchio in questo modo. Sebastiano, prima di uscire, dice alla moglie che inizia a fare il suo giro di pescherie, quello fuori Trieste, in modo da darle il tempo di prepararsi, dopodiché prima di andare alle pescherie del centro di Trieste la passerà a prendere per andare insieme a lei alla Wind, dopodiché lei andrà per i fatti suoi e lo stesso farà lui. Quindi accadrebbe questo: Sebastiano transita dalle parti di via Verrocchio alle 8:25 e troverebbe Liliana dalle parti proprio della stradina che porta alla sua abitazione. La prende a volo ed ecco alle 8:29 chi sarebbe la persona ripresa in auto con Sebastiano, proprio Liliana. In questo momento quindi Liliana è in macchina con Sebastiano e la sosia transita per fare credere che invece Liliana è sola, dando la possibilità a Sebastiano di allontanarsi ipoteticamente. In questo momento quindi Sebastiano ha Liliana in macchina, continua a fare il giro, durante il quale consegna Liliana a una persona con cui è già d'accordo che porta Liliana fuori zona da Trieste. A questo punto Sebastiano completa rapidamente la parte delle pescherie che mancano, dopodiché va all'egregio magazzino di via Donadoni dove spegne il telefono e con altro mezzo raggiunge il complice per completare l'operazione. Un piano un tantino complicato, invece sarebbe molto più semplice se fatto in un altro modo, che alla fine è quello che ho sempre pensato io. Sebastiano la mattina dà appuntamento a Liliana alle 9 in zona Wind, ovviamente lo dice all'ultimo momento, quindi Sterpin verrà avvisato all'ultimo momento. Quindi torna tutto, Sebastiano inizia il giro delle pescherie, salta alla Galleria Rossoni perché in quel momento si trova vicino a Cesare Battisti, va a prendere Liliana. A questo punto potrebbero andare insieme al laboratorio dove lui potrebbe averla fatta scendere con un escamotage. Questo piano spiegherebbe quindi il perché all'ultimo momento Liliana dice di andare alla Wind, spiegherebbe
spiegherebbe perché salta la Galleria Rossoni, spiegherebbe perché le anomalie vere nascono all'interno dell'egregio magazzino di via Donadoni, come lo spegnimento del telefono di Sebastiano, cosa che non era mai successa, e spiegherebbe anche l'orologio di Liliana alle 9:17 potrebbe aver subito uno shock che lo fa fermare. Ricordiamoci anche che Sebastiano inizialmente nega di avere questo egregio studio agli inquirenti, quindi forse proprio vuole evitare una perquisizione. Resterebbe da capire come il corpo di Liliana è uscito da quel luogo, ma Sebastiano non era sempre controllato a vista, quindi potrebbe farlo in qualsiasi momento lui, oppure potrebbe aver demandato il compito ad un complice, quindi lui era da un'altra parte, ha dato le chiavi a qualcuno di molto fidato e il gioco così sarebbe fatto. Poi naturalmente abbiamo sempre pensato che la sera della corda avviene lo spostamento definitivo del corpo che serve a incassare i soldi della pensione, perché sennò il povero Sebastiano avrebbe vissuto delle forti difficoltà economiche. Quando io nel video dico che Sebastiano non ha ucciso Liliana prima delle 9, non dico che lui è sicuramente incolpevole, dico semplicemente che lui non può averla uccisa prima delle 9, ma dopo le 9, quindi quando scatta l'ora della Galleria Rossoni, ecco che la responsabilità di Sebastiano secondo me diventa probabile sia in prima persona che eventualmente in subordine all'azione di un'altra persona che però agiva con il suo accordo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.